Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sconti sul caro voli, il portale preso d'assalto va subito in tilt, 12.000 le richieste pervenute. Addio Pizzo entra nelle scuole per spiegare anche ai più giovani come non piegarsi alla legge del racket. La testimonianza di un imprenditore che ha scelto di denunciare. In rete non siamo soli. I veleni di Biancavilla, una videoinchiesta per raccontare come nel paese in provincia di Catania si continui a morire in attesa della bonifica dalla fibra killer con la quale sono state costruite le case. Destino segnato per i dipendenti Almaviva, oltre 500 gli esuberi in Sicilia, questa mattina a Sitini in prefettura a Catania. Si accende il Natale tra luci e mercatini, artigianato e prodotti gastronomici tra i regali più gettonati. Anche in Sicilia sono diventati un grande classico delle feste. A Siracusa è festa grande per la patrona Santa Lucia, un evento che attira fedeli e turisti. L'arcivescovo durante il pontificale ha detto: guardiamo a Lucia come modello di credente. Calcio, obiettivo semifinale, il Catania va all'assalto del Pescara, assente il maestro Zeman con l'obiettivo di riscattare la sconfitta in campionato e proseguire l'avventura in Coppa Italia. Lucarelli senza il bomber di Carmine. Dunque si intasa subito il sistema di rimborsi sul caro voli messo in piedi dalla Regione con le compagnie aeree che hanno aderito. Troppe le richieste da parte degli utenti. Maglio Viola. È assalto al portale della regione siciliana nato per mitigare gli effetti del caro voli. In una sola settimana sono 12.000 le richieste di rimborso che sfiorano già il €1.000.000. Sono i dati dal 4 all'11 dicembre, 4.500 gli iscritti, poco più di un terzo appartenenti alle categorie speciali che possono ottenere sconti e rimborsi fino al 50% del prezzo del biglietto, mentre gli altri possono averne soltanto il 25%. E questi iscritti hanno già presentato quasi 2 istanze di rimborso ciascuno. Sta accadendo quello che si temeva fin dall'inizio: le compagnie non praticano gli sconti in automatico e sulla regione piovono richieste di rimborso da singoli cittadini col rischio di intasare il sistema e gli uffici. E proprio il sistema mostra i primi limiti: ci sono ore del giorno durante le quali il portale risulta irraggiungibile a causa delle troppe richieste contemporanee. Ma non basta, in tanti non riescono ad accedere, è necessario lo SPID o la carta d'identità elettronica e poi una procedura di caricamento di documenti e biglietti non semplice, soprattutto per gli anziani. Ma la vera svolta sarebbe l'applicazione degli sconti diretti da parte delle compagnie aeree al momento dell'acquisto del biglietto, una procedura che sembra però lontana. Nonostante i tentativi di mediazione, Ryanair e EasyJet non rispondono alle sollecitazioni regionali. Ha detto di sì invece ITA, ma gli sconti ancora non partono. L'allineamento fra il sistema di sbigliettamento e la piattaforma regionale sembra non funzionare, almeno non ancora. Infine il tema delle risorse. La regione ha messo in campo 33 milioni di euro per 13 mesi, ma se 960.000 euro sono già le richieste di una settimana, si rischia che i soldi finiscano nei primi mesi del 2024, sempre se gli uffici saranno in grado di evadere la massa di istanze in tempi ragionevoli. Addio Pizzo entra nelle scuole per spiegare anche ai più giovani come non piegarsi alla legge del racket. La testimonianza di un imprenditore che ha scelto di denunciare. In rete non siamo soli. Marco Gullà. Denunciare il pizzo in un periodo decisamente significativo come quello natalizio, in cui gli esattori mafiosi del racket tartassano imprenditori e commercianti per il pagamento della cosiddetta rata, di messa a posto. L'associazione di Addio Pizzo in questi giorni sta promuovendo una serie di iniziative nel territorio palermitano per informare e documentare cittadini e anche studenti sul tema. Sono molto diminuiti i commercianti che pagano, sia perché proprio non iniziano a pagare, e questa sicuramente è la scelta più semplice: non iniziare a pagare, ad avere contatti con la mafia, a entrare in questo circolo di cui poi è difficile comunque liberarsi, è sicuramente la scelta vincente, tant'è che nella rete di Addio Pizzo molti fanno la scelta di pubblicamente dichiarare di non pagare il pizzo come scelta preventiva. Non hanno avuto nessun contatto, non sono stati avvicinati e non vogliono esserlo, e fare parte di una rete pubblica li aiuta in questo.
Nell'incontro di oggi con gli studenti del Maria Adelaide di Palermo c'è anche chi ha avuto il coraggio di ribellarsi, come questo imprenditore. Il 20 dicembre nasce mia figlia, mi trovo in ospedale, pensate alla mia prima figlia, la gioia di diventare padre, ma il telefono mi squillava perché al negozio venivano dei personaggi a cercarmi. Quindi pensate un po' dalla gioia al dolore, perché non sai quei sogni se rimanevano chiusi in un cassetto. E niente, vado a fare una denuncia qui alla caserma dei carabinieri e il maresciallo, il capostazione, mi dice una parola che mi fa pensare: tu da solo questa battaglia non la puoi vincere. Io avevo fatto una denuncia contro ignoti. A questa parola penso che ero veramente da solo, che non potevo parlare con nessuno. Poi la scelta di legarsi ad Addio Pizzo. Io dico che non siamo soli, Addio Pizzo è con i commercianti, quindi invito tutti ad aderire ad Addio Pizzo. Domani in programma un incontro con i commercianti della zona di Corso Calatafimi. Una video inchiesta per raccontare come a Biancavilla, in provincia di Catania, si continua a morire aspettando la bonifica da quella fibra killer con la quale sono state costruite la maggior parte delle case del paese. Eva Spampinato. A Biancavilla si continua a morire di amianto, anzi di fluoroedenite, sostanza killer, la cui dannosità è stata scoperta proprio nel paese etneo. La spia è stato l'alto tasso di tumori in un luogo dove non c'erano industrie o fabbriche chimiche. Lo raccontano in un documentario i cittadini di Biancavilla e i parenti di chi ha perso la vita a causa di tumori alla pleura che sembravano dovuti all'amianto ma erano di molto superiori alla media. Il problema però non era l'amianto, bensì una fibra simile, totalmente naturale, di origine vulcanica, contenuta nel minerale estratto da una cava che aveva fatto la fortuna delle imprese edili del posto. Siamo una regione in cui purtroppo le bonifiche sono ferme, di fronte al paese che ha una media di bonifiche del 52%, noi siamo fermi al 23%. E poi non ci sono investimenti seri per fare le dovute bonifiche e soprattutto per sostenere sia i cittadini che hanno costruzioni attraversati da materiali da amianto, ma soprattutto per dare una risposta a tutte le vittime da un punto di vista previdenziale e assistenziale. Amianto, i veleni di Biancavilla è il titolo di una videoinchiesta curata da Alberto Castiglione e promossa dal Sindacato degli Edili regionale e provinciale Fillea CGIL. Dalla cava del Monte Calvario veniva estratto il materiale con cui è stata costruita gran parte della cittadina. Si è scoperto solo molto tempo dopo che è cancerogeno. I morti per tumore della pleura a Biancavilla sono 5 volte di più rispetto alla media regionale. Basterebbe equiparare la fluoroedenite all'amianto per poter sanare questa ingiustizia e rimediare a decenni di lesioni, di morti e di inquinamento ambientale. I dati degli ultimi anni sembrano al ribasso, ma la bonifica promessa non è mai stata completata. Punta un coltello alla gola dell'ex fidanzata, le ruba l'auto, la borsa con i documenti e il cellulare. È successo a Caltanissetta. L'uomo è stato fermato dalla polizia dopo una folle corsa durante la quale ha speronato 2 volanti e diverse auto in sosta. Destino segnato per i dipendenti Almaviva, oltre 500 gli esuberi in Sicilia. Questa mattina sit-in di protesta in prefettura a Catania. Per noi c'era Tonino De Mana. Gridano vergogna, si sentono abbandonati loro che in piena emergenza Covid sono stati un supporto per migliaia di persone. Un numero di utilità pubblica, 1500, bersagliato di richieste d'aiuto, anche le più disparate, ma oggi sono proprio loro, i dipendenti Almaviva, a chiedere aiuto perché dal 1 gennaio saranno tutti a casa. Non siamo numeri ma persone. Questo è lo slogan su un cartello esposto sotto la prefettura a Catania, accanto uno striscione con un riferimento ben preciso. Il Ministero della Salute ha abbandonato i lavoratori del 1500. Sotto l'albero di Natale solo problemi e poche soluzioni per 500 dipendenti tra Catania e Palermo, famiglie spesso monoreddito, senza certezze e senza futuro. Il 2024 è un 2024 che si annuncia triste, una cassa integrazione incerta, è un punto interrogativo sulle nostre teste, su quelle delle nostre famiglie e nessuna risposta da parte veramente di istituzioni. Vogliamo il nostro diritto al lavoro, non vogliamo essere in cassa integrazione aiutati in altro modo, abbiamo sempre lavorato. Niente stabilizzazione contrattuale, dopo decine di incontri e false promesse per questi lavoratori sarà avviato un percorso di ammortizzatori sociali e cassa integrazione per cessazione. Ci prospettano un percorso dove semplicemente verremo accompagnati alla porta.
Eppure siete stati utilissimi sotto emergenza Covid. Ovvio, noi siamo stati chiamati proprio a scendere in campo per sostenere la popolazione italiana per un servizio 1500 che dava un primo aiuto a tutta la popolazione. Nel corso degli eventuali 12 mesi di cassa integrazione saranno realizzati stage formativi obbligatori finalizzati alla ricollocazione a cura di ANPAL e Regione Sicilia. Baraccopoli in piazza Calza a Palermo, protesta dei residenti, è una vergogna, dicono, un oltraggio ad una piazza storica come quella di questo quartiere. Quartiere Calza, cuore di Palermo. Qui è nato Giovanni Falcone, una tessera bellissima del mosaico palermitano. Eppure proprio a ridosso della Porta dei Greci c'è questo scenario assolutamente indecoroso, una baraccopoli. Ai piedi del muro che porta uno degli ingressi di Palazzo Forcella de Seta sono state realizzate delle baracche dove trovano riparo ormai da mesi alcuni senza tetto. Giacigli di fortuna sotto una delle porte dei bastioni del capoluogo, tende e capanne sono in tutta la piazza. Sotto gli alberi e sotto la Porta dei Greci ci sono tende e altre costruzioni. I residenti sono esasperati, ma hanno quasi timore a parlare, come questa signora che incontriamo proprio a pochi metri dalla baraccopoli. Però per noi è anche una cosa brutta perché, insomma... Non è certamente un bel vedere anche per i turisti, signora. Mi scusi? Cosa ne posso pensare? Male. Tutta questa gente poveraccia in fondo sono venute qua per andare a finire dove? In queste condizioni. E poi? Tra l'altro non ci sono interventi da parte di nessuno. Ah, questo non lo so come vivono, certamente vivono. Certamente vivono, come fanno, come non fanno. Chi agisce, chi per loro, non ne ho l'idea. Incontriamo anche Ahmed, lui vive in queste baracche, ha perso il lavoro e non sa dove andare. Ora qua, un mese è qua, io non assai qua. Prima mio termine mese, devo lavorare di Chinese ristorante, ora lavoro non c'è più, ora mio dormire qua. Sembra che nessuno vede niente, dice un altro residente. Qui vengono tanti turisti e ammirano la bellezza del palazzo e lo slancio della baraccopoli. Ogni tanto arriva qualcuno per pulire, ma poco dopo torna tutto come prima. È una vergogna. E parliamo di un'altra baraccopoli, quella storica di Messina, per la quale è stata avviata le operazioni di risanamento. Adesso però spunta un imprevisto. Francesco Triolo. Sottoterra, nelle aree baraccate di Fondo Fucile e Fondo Saccà a Messina, le due baraccopoli simbolo del degrado di anni, ci sono contaminanti, veleni dal piombo all'amianto. A scoprirlo il lavoro di caratterizzazione che la struttura commissariale sta effettuando in vista della costruzione di oltre 100 alloggi, 40 a Fondo Saccà, 60 a Fondo Fucile. Ci sono i progetti esecutivi, ci sono i fondi, ma non si può iniziare, almeno non subito. Occorrerà scavare almeno 3 metri sottoterra con un impegno di spesa di 2 milioni di euro e mesi di lavoro che porteranno ad uno slittamento dei tempi del risanamento previsti per la città di Messina. La bonifica di quelle aree è già stata approvata dall'Agenzia regionale per l'ambiente. Intanto si è iniziato a lavorare in superficie liberando le 2 aree dai cumuli di rifiuti abbandonati. A gennaio si procederà alla bonifica scavando, prelevando e smaltendo quanto individuato. Il prossimo anno, il 2024, sarà l'anno decisivo per il risanamento delle baraccopoli di Messina. Ne andranno giù 8. Nel frattempo si procederà all'acquisto di 127 alloggi assegnati ai disabili gravissimi, a quelli con invalidità 100% e poi ad altre situazioni molto serie segnalate dall'ASP di Messina. A Palermo 3 imprenditori sono stati arrestati e 24 indagati per false fatturazioni per un importo di oltre 37 milioni di euro. L'indagine è stata realizzata dalla Guardia di Finanza. Utilizzate per il raggiro 22 società cosiddette cartiere in Sicilia, Lombardia, Veneto e Puglia. Quasi al termine il trimestre anti-inflazione all'interno del focus di oggi, un primo bilancio sentendo le voci dei consumatori e delle associazioni sull'iniziativa del governo. In collegamento dalla Camera dei Deputati con Luca Ciliberti, la parlamentare Eliana Longi di Fratelli d'Italia. Potete inviare come sempre le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005. La trasmissione potete seguirla anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo.
Ed eccoci di nuovo in studio. Improvviso cedimento questa mattina sul lungomare di Schisò a Giardini Naxos in provincia di Messina. Sul marciapiede si è aperta questa enorme voragine a causa del crollo della piattaforma di cemento che lo reggeva proprio a ridosso del muro di sostegno. I tecnici del comune hanno delimitato l'area per motivi di sicurezza. Dalle prime rilevazioni sembra che il mare abbia eroso in profondità proprio sotto la zona dove si è verificato il crollo. Il timore è che adesso altri punti del lungomare siano a rischio. Si accende sempre di più il Natale, tra luce e mercatini, artigianato e prodotti gastronomici sono tra i regali più gettonati anche in Sicilia, un grande classico delle feste. Andiamo adesso a Siracusa dove è festa grande in questa giornata per celebrare la patrona Santa Lucia. Francesco Aloi. State scegliendo una statuetta di Santa Lucia, oggi è la festa? No, sì, un pensierino da portare. Visto che siamo qui da lei, portiamo lo specifico di Santa Lucia. Da dove arrivate? Dalla Calabria. Per Santa Lucia arrivano da ogni dove. A Siracusa oggi è il giorno della patrona. Siamo di Gioia Tauro con esattezza. È la prima volta che vedete la festa? No, sono diversi anni che veniamo. Si respira aria di festa. I siracusani aspettavano questo momento da tempo. Un legame tra la Santa e il suo popolo che è sempre più forte. E sembra una bellissima giornata. I volontari non possono mancare. Senz'altro siamo di supporto in previsione che magari può succedere qualcosa. In mattinata in cattedrale il solenne pontificale, presieduto dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, e l'apertura dell'anno luciano che porterà all'arrivo del Corpo della Santa nella festa del 2024. La celebrazione dell'anno luciano ci impone di guardare alla nostra patrona Lucia come modello di credente. Sulle tavole dei siracusani oggi non può mancare la cuccia, un dolce a base di ricotta con cioccolato, grano e frutta candita, tipico di questi giorni. È buonissima, è una tradizione che ogni anno va ripetuta. Nel pomeriggio dalle 15:30 la lunga processione ed il bagno di folla fino alla borgata, dove la Santa resterà per una settimana. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa, poi torniamo per parlare di calcio con la sfida di stasera fra Catania e Pescara. E siamo al calcio, il Catania va all'assalto del Pescara, non ci sarà Zeman, come sapete colpito da malore, con l'obiettivo di approdare in semifinale. Lucarelli senza il bomber di Carmine, il peso dell'attacco ricadrà sul giovane Dubiscas. Tonino De Mana. Cercasi riscatto per il morale, per la Coppa e per il campionato perché alzare il trofeo, oltre ad arricchire la bacheca, spiana la strada dei playoff per la Serie B. È uno snodo cruciale per la stagione del Catania che dopo la sconfitta nel derby contro il Messina va all'assalto del Pescara orfano di Zdenek Zeman con il tecnico boemo ricoverato per un malore accusato ieri mattina. In panchina andrà Giovanni Bucaro, vecchia conoscenza della Leonzio. La sfida contro gli abruzzesi che vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia perde così uno dei protagonisti, un uomo libero con il suo concetto di calcio pulito, spettacolare ed offensivo. Mi sarebbe piaciuto sfidarlo, sono un suo estimatore, questo è il pensiero di Cristiano Lucarelli che poi va al dunque annunciando di attendersi un pronto riscatto dai suoi uomini per cancellare la rovinosa caduta nel derby. Niente turnover per il tecnico livornese, scelte quasi obbligate con assenze in tutti i reparti, specie in attacco dove si è nuovamente fermato Di Carmine fuori dalla lista dei convocati per un problema fisico accusato durante la rifinitura. Non ci sarà De Luca squalificato e con l'imminente cessione di Sarao destinazione Trapani il peso dell'attacco ricadrà sul giovane Dubiscas ancora secco in campionato. Problemi anche in difesa dove alla lista degli indisponibili si è aggiunto Silvestri, out anche l'ex romanista Bua e i lungodegenti Rizzo e Ladinetti e non ci sarà neanche il pienone al Massimino con i botteghini che saranno aperti fino alle 16, presenze che dovrebbero attestarsi intorno alle 6.000 unità. Catania-Pescara in programma alle 20:30 sarà diretta da Valerio Crezzini di Siena, in caso di parità al 90°, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.